Bentrovati, oggi parliamo di un amore che è di più, che è sovrabbondante, solo per una sovrabbondanza d'amore. È il titolo che ha scelto la nostra ospite Antonella Cipriano. Don Bucolo, spesso parliamo di amore in queste nostre trasmissioni, i nostri ospiti spessissimo ci parlano di quest'amore che hanno sentito. Adesso Antonella la conosceremo un po' meglio e ci dirà in che senso lei ha sentito quest'amore così forte e così grande. Ma quest'amore lo possono sentire tutti, anche chi non crede in Dio? Allora, questa è una domanda importante perché quello che si pensa ora è che l'amore è una situazione che dipende dall'incontro, dipende dalla fortuna, dipende forse anche dal destino, no? Quindi abbiamo una visione di amore che magari tutti desideriamo, ma probabilmente non è per tutti. In realtà, ed è questo anche che soprattutto San Giovanni Paolo II, il Papa, dice nel suo Magistero che tutti, nessuno escluso, abbiamo una chiamata fondamentale all'amore. Cioè tutti siamo chiamati all'amore perché tra l'altro, una cosa importante, tutti siamo frutti dell'amore di un uomo e una donna che si donano. Che significa questo? Che proprio perché strutturalmente siamo fatti per l'amore, significa che nessuno di noi è escluso l'amore. Utilizzo un'immagine, noi siamo come uno smartphone che ha questa connessione wifi. Significa allora, proprio perché abbiamo questa connessione wifi, tutti possiamo essere connessi all'amore. Il problema è che noi a volte questa connessione la spegniamo. Ecco perché la puntata di oggi vuole un po' aiutarci a capire che significa questo solo per una sovrabbondanza di amore. E abbiamo qui presente la nostra carissima Antonella Cipriano, che è un'oblata apostolica del movimento Pro Santitate, che ci racconterà non solo del tema, ma anche di se stessa e anche della sua scelta di vita e della sua vocazione. Antonella, allora, il titolo della trasmissione l'hai scelto proprio tu, Sì. questo titolo, perché cos'è accaduto? Quando è accaduto che questo amore così sovrabbondante si è presentato nella tua vita? Do del tu perché Assolutamente. anche qui abbiamo un ospite abbastanza giovane, giovanissima direi, e quindi... Come già diceva Don Salvo, penso che l'amore ha bisogno di un incontro, no? E per me questo incontro, così se penso alla mia vita, è avvenuto in un modo e in un tempo preciso, in un attimo particolare, da non credente, quindi ho fatto la cresima, a 13 anni dopo aver fatto la cresima mi sono allontanata dalla chiesa perché non ne trovavo il senso, non ne capivo le motivazioni, mi stava un po' stretta ovviamente, frequentavo amici insomma, che non andavano in chiesa, quindi anche io ovviamente ho seguito un po' le orme. Ma poi, come dire, la vita ti mette davanti delle situazioni, a 20 anni mi trasferisco dalla mia città natale, sono pugliese, San Giovanni Rotondo, mi trasferisco a Pescara per intraprendere... San Giovanni Rotondo, il paese di Padre Pio, che sicuramente tutti quanti conoscono. Mi trasferisco a Pescara per intraprendere gli studi universitari in economia informatica e durante questo tempo vivevo una vita normale da universitaria, giovane universitaria. Però sai, c'è sempre qualcosa che ti interroga, ti interpella nella vita, c'è sempre quello, come dire, vivevo sempre un po' di sottofondo, quella dimensione un po' di ricerca, ma io che ci sto a fare qui, per chi sono, però ho sempre vissuto una vita ricca di amici, di amicizie. A un certo punto, durante il percorso universitario, conosco delle persone che a un certo punto mi invitano a fare un pellegrinaggio. E ricordo che io insomma mi rifiutavo perché dicevo ma non ha senso che vengo in questo luogo a pregare, ma chi non vado in chiesa, cosa ci vengo a fare? Però insomma così un po' mi hanno un po' tratto in inganno, se così vogliamo dire, perché mi hanno costretto, cioè andiamo qualche giorno al mare, poi andiamo in questo luogo, va bene, insomma alla fine mi convincono. E così è stato. Ricordo benissimo che arriviamo in questo luogo proprio veramente il giorno del mio compleanno. Ricordo bene questa cosa qui, perché la ricordo bene perché, come dire, per me è una seconda vita in qualche modo, come se fosse nata una seconda, c'è stata una seconda possibilità. Arrivai in questo luogo il giorno del mio compleanno e volevo stare in tutt'altro posto tranne che lì. Però ci stavo, che facevo? Stavo lì e dovevo stare lì. Questi miei amici dicono adesso stasera andiamo, c'è un momento di adorazione, ma io non sapevo neanche cosa fosse l'adorazione. Mi dice non ti preoccupare, c'è un sacerdote che guida la preghiera, c'è Gesù, vabbè dove sta, vediamo sto Gesù dove sta, insomma così. Ricordo
perfettamente questo, che c'è iniziato questo momento di preghiera che appunto disconoscevo. C'è questo sacerdote che insomma espone il Santissimo, inizia la preghiera, l'invocazione dello Spirito Santo. Io ricordo solo questo, che la prima parola che disse questo sacerdote è: Gesù ti ama. Io mi ricordo proprio la scena, ricordo che a un certo punto mi girai per dire: ma chi lo sta dicendo? A me, a qualcun altro? Insomma, ha avuto il sacerdote sì, sì. che... Quelle cose che abbiamo sempre sentito: Gesù ti ama. Penso sempre sentito quando vai al catechismo, questo Gesù che ti ama. Ma ricordo che quel momento di adorazione, come dire, è durato un'eternità in qualche modo, cioè è durato poco ma anche un'eternità. E in quel... in questa frase, questo Gesù ti ama, è emerso tutto quello che mi portavo dentro, anche le mie fatiche, le mie fragilità, un po' il rapporto conflittuale con mio padre. Dicevo: ma come questo Gesù che mi ama? Io vivo una conflittualità con mio padre, non mi sento a volte voluta bene da lui che mi ha dato la vita, e poi tu che stai lì in questo pezzo di pane mi ami così. E quindi questo è quello che ha spalancato un po' le porte. Ovviamente da lì è iniziato un cammino di ricerca interiore, di ricerca personale, ma anche di ricerca di capire qualcosa in più di questo Gesù che mi amava. Ma mi ama, cioè perché mi sta amando, per che cosa mi sta amando, io mi merito questo amore. E quindi è iniziato questo cammino di ricerca, ovviamente poi di rientro da questo pellegrinaggio. Mi ricordo che insomma io ho avuto proprio questa percezione di questa vita che mi è cambiata, per questo dico anche non a caso, perché veramente poi il Signore non fa nulla a caso, e proprio il giorno del mio compleanno, proprio una seconda possibilità, io la vedo proprio come una seconda vita. La mia vita è cambiata perché ho iniziato a cercare, a ricercare, a documentarmi, a volte anche con l'intelletto, proprio una ricerca che fosse anche molto, come dire, tecnica, anche forse perché i miei studi, sono una ragioniera. Certo, una ragioniera, quindi tutto molto però la cosa razionale. Esatto. Don Bucolo, intanto la regia ci sta mostrando tante immagini di Antonella, i suoi vari momenti di vita, immagino anche di questo percorso che l'ha portata ad essere adesso un'oblata del movimento apostolico Pro Santitate. Adesso magari spieghiamo in cosa consiste questo movimento. Cioè, quindi Antonella ci sta raccontando che in un momento di adorazione, cioè quante volte ci siamo sentiti dire che il Signore ci ama, che Dio è buono, che Dio è amore, però ecco, c'è un momento in cui il Signore si fa strada nella vita di ciascuno di noi. Esatto. E per Antonella è stato proprio davanti al Santissimo. Non tutti credono nella reale presenza di Gesù, di Dio, in quell'ostia consacrata. È anche difficile pensare che un Dio così grande e onnipotente abbia deciso di essere un'ostia. Esatto. Una cosa piccolissima, che poi se ci facciamo caso è la cosa più semplice, perché se vogliamo vederla con gli occhi umani, no? Si può trasportare, cioè è talmente piccola, è talmente piccola che veramente, cioè, tant'è vero che la si può portare anche agli ammalati, in uno scatolino, eccetera. Anche dove non c'è nulla, basta un po', appunto un pezzo di pane, qualcosa, e allora lì si può consacrare e diventare un'ostia. Ma infatti Antonella, nel raccontare la sua storia, quando gli dissero andiamo a fare adorazione eucaristica, giustamente lei che è sta cosa, no? Però è andata e ha detto una cosa molto importante: io ho sempre sentito Dio ti ama, Dio qui, Dio lì, solo in quella situazione non sentiva soltanto Dio ti ama, ma quella parola era rivolta a lei. Sì. Perché una cosa è parlare di Dio, una cosa è che Dio parla a me. Quindi la conversione, se così possiamo dire, in genere avviene quando si passa da un Dio, possiamo dire, impersonale, il Dio del catechismo, il Dio della Chiesa, il Dio che sentiamo sentire parlare, da un Dio che rivolge la sua voce proprio a me. Ed è chiaro, quando la sua voce si rivolge proprio a me, il mio cuore si infiamma, il mio cuore si commuove, il mio cuore prova una gioia mai provata in quel momento. È straordinaria l'occasione in cui c'era quel Dio visibile in quel pezzo di pane di cui dicevamo, questo Dio che per noi si fa una cosa minuscola, una cosa pazzesca. E che è lì. E che è presente lì. Ma allora la mia seconda domanda è anche questa, la faccio ad Antonella, la faccio anche a Don Bucolo.
Quanti dicono ma io prego a casa, non occorre andare a messa perché tanto Dio è con me? No, perché stiamo dicendo che nell'Eucaristia c'è la presenza di Gesù, quindi ci si nutre di Dio. Esatto, c'è la presenza reale, no? Quale luogo e quale appunto occasione migliore per incontrarlo? Se pensiamo proprio alla celebrazione eucaristica, cioè lì c'è il massimo di questo amore, appunto. Anche perché ci sono tutte le varie preghiere, da quella di intercessione a quella di lode penitenziaria. Sì. Chiaramente le due modalità non sono esclusive, no? Perché uno potrebbe dire si prega solo in chiesa, non è vero, si prega solo in casa, non è vero, sono due modalità diverse. Qual è la differenza? Mentre nella preghiera di casa e la preghiera nell'intimità personale, in chiesa ci sono due elementi molto fondamentali che forse in genere non focalizziamo bene. Uno, l'elemento comunitario, sono insieme a fratelli e sorelle, quindi non è solo un fatto intimo, personale, privato, che c'è anche, ma è un evento che riguarda una comunità, riguarda dei fratelli e delle sorelle. L'altro elemento è l'elemento sacramentale, che non è un rito, non è una celebrazione, non è un qualcosa, un gesto particolare, ma Dio, il Verbo, si è fatto carne, e si è fatto carne a tal punto che i sacramenti sono il prolungamento di questa incarnazione di Cristo, che mi raggiunge col suo pane, col suo corpo, col suo sangue, mi raggiunge con l'acqua che divento figlio di Dio, mi raggiunge con l'assoluzione, mi raggiunge col sacramento delle nozze. C'è un Dio che si raggiunge paradossalmente tramite segni visibili. Grazie Don Bucolo, ora continuiamo a conoscere la storia di Antonella, questo amore che l'ha via via portata a questa speciale consacrazione, possiamo dire, no? Sì, esatto, così nel tempo, come dire, quel giorno è stata la scintilla, no? quel momento di adorazione. Ovviamente poi è iniziato questo cammino di ricerca che si è un po' prolungato nel tempo, perché poi l'università, un po' di fatica nell'università, comunque a un certo punto ricordo solo questo, che dovevo decidere cosa fare della mia vita, no? Quindi questa ricerca si è fatta un po' più decisa, quindi anche la ricerca di un padre spirituale, di una direzione spirituale, qualcuno che potesse con me aiutare a leggere i segni di Dio nella mia storia, no? Che mi imparasse un po' così a leggere la mia storia, fino a quando avevo già colto nel tempo che il Signore mi chiamava a qualcosa di più, però non riuscivo a trovare, perché anche durante i colloqui con alcuni sacerdoti coglievo che non ero compresa, non ero capita, ma fino a quando a un certo punto, appunto con l'incontro di questo padre spirituale che è stato molto importante per me, mi sono chiesta, ma il Signore mi chiama a una consacrazione, ma quale? Quale? Ci fermiamo un secondo perché andiamo in pubblicità e poi scopriremo come Antonella è riuscita a capire qual era la direzione da prendere. A tra pochissimo. Stiamo ascoltando la storia di Antonella Cipriano, che è un'oblata apostolica del movimento Pro Santitate. Tutto per lei è iniziato in maniera quasi casuale, un pellegrinaggio al quale non voleva partecipare, andare, ma durante un'adorazione eucaristica. Da lì scoppia qualcosa dentro di sé che le fa capire che deve cambiare direzione, deve fare qualcosa di diverso. La raggiunge questo amore, tant'è vero che ha scelto per questa nostra trasmissione il titolo Solo per una sovrabbondanza d'amore. Quindi incontra il suo padre spirituale, aveva già conosciuto in qualche modo il movimento Pro Santitate, ma cosa accade? Cosa accade? Accade appunto, come dicevo, questo cammino insomma, di ricerca che si fa sempre più intenso, più profondo, la conoscenza di questa realtà che sicuramente mi ha fatto compagnia negli anni universitari, questa del movimento Pro Santitate, appunto, che ha come dire, finalità, come mission, se così vogliamo dire, quello di annunciare a tutti che siamo chiamati a diventare santi. Per me questa cosa all'inizio era molto distante, perché appunto venendo dal paese di Padre Pio, da San Giovanni Rotondo, il mio modello di santità era lui, e quindi dicevo ma anche no, cioè non la vedevo anche come una meta raggiungibile, e quindi un po' questo discorso lo tenevo un po', come dire, a distanza, perché pensavo che non era appunto possibile anche per me. Però sicuramente la ricerca interiore, a che
che cosa il Signore mi stesse chiamando, che cosa voleva della mia vita, per chi donarmi, per che cosa donarmi. Sicuramente il desiderio della maternità, di avere una famiglia, di essere moglie, di essere madre, mi ha accompagnato, ma non nascondo che anche oggi mi accompagna, perché io oggi sono una donna consacrata, sono una laica apostolica, una laica consacrata, scusate, e appunto faccio parte di un istituto secolare che è una realtà di vita consacrata. Dobbiamo specificare, esatto. Vediamo Antonella in abiti civili, non indossa il classico abito che siamo solite vedere per le suore, no? O per le monache. Esatto. E invece cos'è un'oblata? Appunto è una forma, gli istituti secolari sono una forma di vita consacrata come quelli dei religiosi, e quindi hanno gli stessi voti, emettiamo gli stessi voti di povertà, castità e obbedienza. L'unica differenza è il modo in cui viviamo la nostra consacrazione, che è differente. Non abbiamo un abito, siamo lì nel mondo con il nostro lavoro, con quello che siamo, quindi cerchiamo di essere un po' quel seme, come dire, un po' il lievito nella massa, no? Non lo vediamo il lievito, ma fa fermentare l'acqua. Ma si vive in una comunità o ciascuna a casa propria? Nella mia realtà, nel mio istituto, abbiamo una doppia possibilità, cioè chi vive la vita fraterna e quindi vive in comunità, e come nel caso mio c'è anche questa doppia diciamo, finalità, che poi abbiamo la possibilità di essere trasferite, di spostarci. Ecco perché io sono a Catania da qualche anno, perché l'istituto mi ha chiesto di stare qui, di vivere in questa realtà per un tempo che non so quanto. E poi c'è qualcuno che può decidere di rimanere lì dov'è, nel luogo dov'è, nella sua famiglia, e essere lì fermento in qualche modo. Quindi noi abbiamo questo passaggio in più, che abbiamo questa possibilità di poterci spostare. Lavoriamo, sì. Sì. Io nasco ragioniera, anche se poi nel tempo mi sono un po' spostata sull'ambito informatico, sulla comunicazione, però anche qui per questo poi il Signore ti sconvolge sempre, ti riporta sempre alle origini. Io ho sempre desiderato lavorare con i numeri. Oggi mi occupo di questo, sono una ragioniera, appunto fino a un anno fa lavoravo qui da un commercialista, adesso mi è stato chiesto all'interno dell'istituto di occuparmi di amministrazione, quindi di numeri, questo lo faccio per lavoro, quindi è questo che occupa, come dire, le mie giornate. Però c'è tutta quella dimensione che è apostolica, quella dimensione di andare agli altri, perché questo amore, quando tu lo ricevi, non puoi fare altro che donarlo, è qualcosa che non è per te. E quindi la scelta radicale di non avere una famiglia, esatto, di non avere quindi dei figli, di non sposarsi, ma di vivere così quest'amore che l'ha raggiunta e di donarlo totalmente a Dio e agli altri. Don Bucolo. Esattamente, ma infatti è proprio questa sovrabbondanza di amore che riempie il cuore di Antonella, no? Perché tante volte uno dice: ma come fa una donna, una giovane come lei a rinunziare a un amore personale, a rinunziare a una famiglia, a rinunziare a dei figli? Ecco, quest'amore poteva versarlo tranquillamente a un marito e a dei figli. Sicuramente sì, ma nel caso suo perché nel suo cuore ha sentito che Dio lo chiamava a questa cosa qui, a donarsi totalmente. Attenzione, qui non stiamo volendo affermare che chi sceglie la consacrazione sceglie più il Signore, chi sceglie la famiglia sceglie meno il Signore. Qui si tratta della sua vocazione, della sua chiamata, che lei non pensava, non immaginava, ma nel momento in cui gli ha sentito quella voce, quel fatidico giorno, ecco, questa voce l'ha accompagnata per tutto questo tempo, a tal punto che ha intuito, ha percepito che il Signore la chiamava a questa e la riempiva di un amore sovrabbondante, tant'è vero che lei non è che non vive la sua maternità, non è che non vive la sua sponsalità, non è che non vive la sua essere famiglia. La sua famiglia è la sua comunità, la sua chiesa, la sua maternità sono tutte le persone che si rivolgono a lei, la sua sponsalità è Cristo, quindi è una modalità diversa, non è questione di migliore o peggiore o singolare, ma è il suo modo di vivere la sponsalità, la maternità e la familiarità in Cristo. Poco prima di iniziare la trasmissione mi ritornava alla mente quella frase di Gesù: ho sete, che c'è un passo del Vangelo, lo rivolge alla Samaritana. Ecco, questo ho sete, quindi questo era una chiamata anche quella, no? Sì, quello è quello che un po' è stato decisivo per farmi comprendere che qui, in questa realtà, il Signore mi stava chiamando, perché poi c'è tanto nella Chiesa, lo Spirito Santo suscita tanti carismi nella Chiesa,
ma poi è bello trovare il posto giusto, no? Come anche nel matrimonio, tu scegli un marito, e così anche per la consacrazione. Capisci che il Signore attraverso appunto ti parla, sempre durante la preghiera ovviamente, come dire, quindi ritornare a questi momenti di preghiera e adorazione, ma io questa parola l'ho sentita forte, non conoscevo la realtà di queste donne consacrate, le conoscevo, le frequentavo, ma non sapevo di fatto qual era il loro carisma, che cosa, insomma, su che cosa si posava la loro consacrazione. Quando poi mi sono confrontata con alcune di loro, io dicevo solo questo, io nella preghiera sento sempre questa cosa che mi ritorna. Gesù, che è la Samaritana, Gesù in croce che dice: ho sete, ho bisogno che tu aiuti a dissetarmi, ho bisogno che tu sia nel mondo queste braccia, questi piedi che possono arrivare agli altri, perché io posso essere dissetato e gli altri possono essere dissetati. E quindi, nonostante le conoscessi da un po' di anni queste donne consacrate, non sapevo che questo fosse un po' il loro carisma specifico, e quindi questo un po' mi ha fatto forse capire che era lì che il Signore mi stava chiamando, in questa realtà. Quello che è stato per me fondamentale è il fatto proprio di rimanere secolare, di rimanere così, di stare nel mondo senza quest'abito, perché la cosa che all'inizio, quando io poi ho incontrato il Signore, che già percepivo che forse il Signore mi stesse chiamando a qualcosa, conoscevo di fatto solo le suore, cioè non ho nulla contro, sia chiaro, è una consacrazione diversa, differente, ma per me era importante rimanere nel mondo, lì nel nascondimento, essere lì lievito, essere lì sale, essere lì quel segno che può fare la differenza, no? E io in quel contesto, ovviamente questo è stato, se penso alla mia storia, anche la mia famiglia non ha accettato questa cosa, proprio per questo motivo, perché per esempio mia madre mi diceva sempre questo: ma tu sei sempre fuori, a contatto con la gente, tanti amici, non sei mai a casa, ma come adesso ti vai a rinchiudere? Dico, non mi vado a rinchiudere da nessuna parte, perché anche per lei, perché dalle mie parti non c'è questo tipo di consacrazione, non ce ne sono donne consacrate laiche, quindi c'è anche la fatica a comprendere questo tipo di consacrazione. E quindi anche per loro è stato anche un cammino, per la mia famiglia, anche capire, comprendere che io stavo facendo una scelta che insomma non mi portava a quella della famiglia, come sempre si pensa, no? Però per me è stato importante scoprire questa realtà, questa forma di consacrazione che per me ha, come dire, aperto gli orizzonti, perché mi permette di continuare a vivere lì nel mondo, di essere quello che sono, ovviamente mi porta lontano da casa, no? Porta anche a girare, perché Esatto. l'istituto può mandarvi dove ritiene che sia importante la vostra presenza. Esatto. E qui a Catania quanti siete? Qui a Catania abbiamo una comunità di 4 che vivono proprio in vita fraterna, più un'altra che vive è proprio del posto, che sta, diciamo, a casa sua, però comunque fa parte della nostra realtà. Quindi siamo, diciamo, in 5, questa comunità di 5 sorelle che viviamo insieme, condividiamo insomma tutto, mettiamo tutto in comune ovviamente. Abbiamo dei momenti di preghiera che sono comuni, ma quello che poi di fatto ci accomuna è la dimensione apostolica, no? A differenza anche delle suore, se così vogliamo dire, della forma religiosa, che non è tanto la comunità, ma la comunità è per noi è il luogo dove pensiamo insieme a come raggiungere gli altri, no? Quindi è lì la forza, è il luogo dove ci formiamo, preghiamo insieme per andare agli altri. Quindi questo è anche il valore. E come avvicinate le persone? Le incontrate? È lì, è quello appunto, del vostro quotidiano, quello del nostro quotidiano, del il mondo del lavoro, lavoro, alcuni di noi dello lavorano, studio, insegnano, per chi studia. esatto, per chi lavora, per chi studia, così. E poi abbiamo anche questa realtà che è appunto il Movimento Pro Santitate, questa realtà di laici che appartengono alla nostra più grande, la famiglia un po' più allargata, e quindi anche lì facciamo apostolato. Certo, poi dipende anche dalla realtà dove siamo. Per esempio io qui a Catania mi occupo di pastorale vocazionale, collaboro molto in diocesi, cioè ogni realtà poi è a sé in qualche modo, anche se poi, come dire, la nostra missione è sempre la stessa, quella di ricordare a tutti che siamo chiamati a questa pienezza di vita, perché poi la santità non è altro questo che una vita piena, una vita riuscita. Ovviamente com'è che si fa? Non è una questione di testa, quindi un po' lo specifico è quello che cerchiamo un po' di formare le coscienze, quindi oggi penso più che mai c'è bisogno di questo, quindi con i bambini, con i giovani, con le famiglie, non c'è una fascia d'età che predileggiamo, perché è una chiamata che è per tutti. Ovviamente cerchiamo di farci appunto compagni di strada. Grazie Antonella. Don Bucolo, quindi queste chiamate, durante queste nostre trasmissioni veramente stiamo, come dire, c'è un ventaglio di vocazioni, di persone che stiamo conoscendo le persone, stiamo conoscendo anche la loro storia, ma tutte ci dicono e ci parlano di un amore che hanno vissuto, hanno, come dire, sperimentato, che non li ha più abbandonati e che li ha chiamati, arrivato a un certo punto, a fare delle scelte di vita molto forti, importanti,
che siano quelle del matrimonio, che siano quelle di accogliere una vita anche se si sa che nascerà un bimbo non sano, c'è appunto diverse consacrazioni, Esatto. Stiamo conoscendo adesso Antonella, ecco. Ma io non penso, è facile esatto, avere questa chiarezza. e per questo le testimonianze, la varietà, la diversità di queste testimonianze ci mostra come Dio ha per tutti un progetto, un disegno, una chiamata e una missione. Come si fa a capirlo e a scoprirlo? Allora, non c'è una ricetta, c'è soltanto ognuno ha una sua storia personale. La costante che io noto in tutte queste testimonianze è la costante dell'inquietudine. Cioè, quando la persona si trova dinanzi o a un bivio, o a un dramma, a una prova, a uno smarrimento, quello paradossalmente è il luogo straordinario in cui Dio irrompe nel cuore della persona e la chiama ad una cosa grande. Questa è una costante che io noto sempre. Nel Allora momento dovremmo in dire ai cui... nostri telespettatori, se in questo momento vi sentite inquieti, che siate giovani, Esatto. che siate grandi, ecco, non cercate di nascondere questa vostra E inquietudine. lo diceva il nostro carissimo Don Tonino Bello, che ha scritto, se non ricordo, un testo, le sante inquietudini. Quindi l'inquietudine è un momento di santità, ma d'altronde qui anche Antonella ci parla della santità, in cui non solo ci ricorda che tutti siamo chiamati alla santità, ma la santità è la portata di tutti. Non è Cioè, quella dei santini? Esatto, uno può delle essere immaginette. santo anche lavorando alla posta, uno può essere santo anche facendo le cose più profane, uso questo termine, le cose che magari dico ma non c'entra con la Chiesa, con la fede, ma vivendo lì dove sei. E vivendolo, e questa è la chiave di lettura che Antonella ha dato, con pienezza. Noi non dobbiamo sopravvivere, non dobbiamo tirare a campare. Non dobbiamo soltanto cercare di vedere cosa faccio oggi, ma la meta, il culmine è la pienezza di vita. Questo movimento è apostolico proprio perché ricorda una cosa che scontata non è e che non tutti credono, che tutti, nessuno escluso, siamo chiamati alla santità, siamo chiamati alla pienezza di vita. Per questo la presenza di Antonella e delle altre consorelle qui a Catania sono una risorsa, perché ci ricordano qualcosa che a mio giudizio è centrale nella vocazione di ogni persona e di ogni cristiano, chiaramente. Quindi la santità è per tutti, come dire, a volte pensiamo questa santità a una cosa così troppo alta di chi fa i miracoli, per dire, no? Quindi per Antonella era Padre Pio, lei viene da quelle zone lì, quindi per lei essere santi significava emulare Padre Pio, stimmate, esatto. Ma anche miracoli. una giornalista, un giornalista come vive il suo servizio, perché no? È aperta anche per lui, per lei, la porta alla santità. Bene, grazie Don Bucolo, grazie infinite ad Antonella Cipriano che ci ha raccontato la sua vita e la sua vocazione. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.